Continua la campagna sulla ricerca dell'AIRC con l'acquisto oggi dei cioccolatini per incrementare la ricerca. Siamo qui in Piazzale Ugo La Malfa, diverse iniziative. Ecco, perché questa iniziativa e quali sono le finalità e come sta andando? Ovviamente ne parliamo con uno dei responsabili, il dottore Di Betta. Sì, oggi per noi volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro è una giornata importante perché in moltissime piazze d'Italia e ad Agrigento sono due piazze, presso qui al mercatino di Piazzale Ugo La Malfa, ma anche c'è un altro dei nostri tavoli a Villa Bonfiglio. L'iniziativa, che si intitola I cioccolatini della ricerca, noi offriamo degli ottimi cioccolatini ai nostri amici, a quelli che ci vengono a incontrare, per sostenere, per raccogliere fondi. È una campagna di raccolta di fondi per sostenere la ricerca scientifica. La ricerca scientifica è importante, è fondamentale e vorrei anche usare la frase che ha detto il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qualche giorno fa, quando al Quirinale ha ricevuto i responsabili nazionali dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, tanti ricercatori e tanti volontari al Quirinale. La frase che lui ha pronunciato è bellissima perché la scienza di ieri è stata la cura di oggi, la ricerca di oggi è la cura di domani, ed è una frase che veramente importante, sintetizza quello che è lo spirito. La ricerca scientifica è complessa, è complicata, ha bisogno di tecnologie costose, ha bisogno di tempi, ha bisogno di apparecchiature e ha bisogno anche di scienziati che si applicano e soprattutto di giovani ricercatori che si impegnano per cercare di sconfiggere il cancro. Oggi diciamo che è una battaglia aperta, però tanti sono stati i progressi. AIRC è nata nel 1964, un altro anno saranno 60 anni di attività, ma tanto è stato ottenuto dalla ricerca scientifica, perché oggi, voglio fare un caso, tanti tumori sono stati non debellati completamente, ma siamo a buon punto. Faccio un paio di esempi: i tumori della mammella, il cancro del seno, che ha drammaticamente colpito le nostre mamme, mogli, sorelle, figlie, oggi quando è preso naturalmente, perché questa è una parola chiave, arrivare presto, arrivare prima, la prevenzione, se è preso al momento giusto, abbiamo una percentuale di guarigione del 90%. Sono numeri strabilianti. È necessaria però la prevenzione, la cura di sé e al primo allarme consultare i medici. Un altro esempio riguarda i tumori del sangue, che hanno flagellato le nostre famiglie, colpendo soprattutto i bambini. Tumori del sangue che oggi hanno percentuali di guarigione che sono veramente altissime. Tutto questo naturalmente trova mille e poi tante eccezioni, perché ancora oggi in Italia ci sono almeno 1000 nuovi casi di tumore ogni anno, però questi numeri sono molto confortanti. La ricerca va avanti, ha bisogno di essere sostenuta. I volontari sono un valore veramente aggiunto, perché poi noi siamo le gambe attraverso cui con l'impegno che mettiamo nella raccolta dei fondi, i volontari sono le gambe che permettono alla ricerca scientifica e all'AIRC di andare avanti, camminare. Come sta andando? Stamattina, come sempre, abbiamo le persone mostrano una grande generosità, vengono, prendono i cioccolatini, danno le offerte, qualcuno anche
aggiunge qualcosa all'importo dei cioccolatini. È veramente una cosa molto confortante, la gente ha sensibilità, ad Agrigento in particolare. Noi abbiamo sempre nelle nostre campagne di raccolta fondi riscontrato la generosità della gente che è molto sensibile a questo problema. Siamo già a buon punto, penso che in mattinata avremo esaurito tutti i nostri cioccolatini ed è veramente una grande soddisfazione per noi.